Grande abbraccio per la legalità che parte dalla Valle dei Templi. Sì, oggi abbiamo voluto celebrare la giornata della legalità qui al Parco della Valle dei Templi, grazie alla disponibilità espressa dal direttore del parco, il dottore Sciarratta, per dare a questi ragazzi anche un segnale rispetto a quello che rappresenta un baluardo, un presidio di legalità. Il parco e i templi sono un baluardo, un presidio di legalità che conferiscono all'identità degli agrigentini una qualità speciale, e quindi vogliamo ricordare anche le vittime di mafia a partire dal tema che abbiamo voluto trovare, che è legalità e concordia. Quindi, riprendendo la denominazione del Tempio della Concordia, abbiamo voluto declinare la legalità in termini di concordia, di pace, di armonia, perché se questi fossero valori che riuscissimo a realizzare appieno nella nostra civiltà. Oggi siamo qui al Tempio della Concordia. Ringrazio il dirigente scolastico Alfio Russo che con il suo istituto Anna Frank ha organizzato questa meravigliosa giornata. Oggi si celebra la legalità e coincidenza anche oggi sono i 32 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Che dire, un'iniziativa lodevole, inculcare ai ragazzi questo senso dell'onestà e della legalità. La memoria di quello che è successo secondo me è fondamentale per una loro crescita sociale. Peraltro sono loro la nostra futura classe dirigente. Un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante il giorno fosse tutto bruciato, che in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano, un po' una canzone, non potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo